Grande spavento questa mattina sulla strada costiera all'altezza del ristorante Tenda Rossa. A causa di un tamponamento a catena che ha coinvolto 3 macchine in uscita da Trieste, un cittadino serbo è rimasto gravemente ferito. Si è trattato proprio di uno dei conducenti che ha riportato un forte trauma toracico ed è stato soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza che ha trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale di Cattinara per tutti gli accertamenti del caso. L'incidente non ha provocato la chiusura della strada, ma ha determinato forti rallentamenti al traffico in ingresso alla città, che per circa 2 ore è proseguito a singhiozzo. Il tamponamento è avvenuto attorno alle 9:15 e secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia stradale intervenuta sul posto, la causa sarebbe stata provocata dall'improvvisa frenata in curva di un'auto. Una vettura, per evitare l'impatto, è finita in testacoda. I veicoli coinvolti nel sinistro e visibilmente danneggiati sono stati portati via dal soccorso stradale.